Svelato il nome di Mister X, l'assessore agrigentino Roberto Di Mauro, accusato dalla Procura della Repubblica di Agrigento per frode di pubbliche forniture. C'è anche un agrigentino originario di Canicattì nella operazione Millennium fatta dai carabinieri di Reggio Calabria. Presentata oggi ad Agrigento l'Associazione Nazionale Donatori Nati per incentivare la raccolta di sangue tra gli agenti della Polizia di Stato. I sindaci del comprensorio riberese, in audizione alla Commissione Attività Produttive all'ARS, chiedono maggiori interventi per l'acqua del Lago Arancio in vista della stagione estiva. Al via oggi il progetto itinerante La Via degli Aromi, che riguarderà il potere delle piante aromatiche nella cosmesi naturale. Ferma condanna da parte di diverse associazioni siciliane per il disegno di legge all'ARS che riguarda l'assunzione di medici non obiettori di coscienza. Al via domani la 24esima edizione del convegno medico sul sentiero della vita. Buongiorno ai nostri telespettatori, benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie di oggi giovedì 22 maggio. Svelato il nome di Mister X e l'assessore regionale Roberto Di Mauro, che poi si è dimesso, per l'associazione per delinquere nell'inchiesta di frode di pubbliche forniture da parte della Procura di Agrigento, che lo scorso 15 maggio ha portato all'arresto di 5 persone e 13 indagate. Il nome inizialmente era stato messo, ma ora risulta nell'atto di avviso di accertamenti tecnici non ripetibili prevista per oggi, chiesti dal procuratore capo di Agrigento Giovanni Di Leo e dal suo sostituto Rita Barbieri. Il servizio. Svelato il nome del 14° indagato dell'inchiesta della Procura di Agrigento, il famoso Mister X, relativo al giro di tangenti legati all'assegnazione degli appalti pubblici, e il deputato regionale, nonché ex assessore all'energia, l'agrigentino Roberto Di Mauro, e lui l'omissis indicato nelle carte giudiziarie. Le ipotesi di reato contestate al deputato agrigentino sono quelle di associazione a delinquere, turbata libertà dagli incarichi e frode nelle pubbliche forniture, come già anticipato da Grandangolo del giornalista Franco Castaldo. Questi ultimi due reati sono stati contestati in concorso con il suo ex segretario particolare Giovanni Campagna, l'imprenditore e sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi, l'architetto ed ex dirigente dell'ufficio tecnico di Licata Sebastiano Alesci per l'appalto di oltre 37 milioni di euro relativo al rifacimento della rete idrica agrigentina. Il nome di Di Mauro è coperto da omissis fino ad oggi, è saltato fuori dal provvedimento sulla serie di accertamenti tecnici ripetibili disposti dalla Procura su tutti i dispositivi elettronici e supporti informatici sequestrati ai 14 indagati nel corso del blitz della squadra mobile dello scorso 14 maggio, che ha visto l'arresto di 5 persone. Quindi verrà affidato l'incarico ai due periti. Secondo l'accusa, Sebastiano Alesci, Giuseppe Capizzi, Giovanni Campagna e l'omissis, che sarebbe Roberto Di Mauro, avrebbero truccato la gara. Capizzi avrebbe costituito il consorzio Delia, presentando con la complicità di Alesci e di altri pubblici funzionari agrigentini un'offerta economica a ribasso di oltre il 30%, considerata dagli stessi inquirenti magistrati inidonea ad assicurare la concreta esecuzione dei lavori. Questa offerta, pur non essendo in grado di garantire la realizzazione dei lavori, ha portato al rinvio dell'inizio degli stessi, senza avere requisiti economici per affrontarli. In tanti si chiedono adesso cosa succederà politicamente al Comune di Agrigento e non solo. La notizia ha suscitato tanti interrogativi sul futuro politico della giunta agrigentina alla luce di tali rivelazioni e nel panorama politico provinciale. Intanto continuano le indagini della magistratura, che stanno spulciando carte e documenti alla ricerca di ulteriori cercheste nell'inchiesta, che ancora in tanti affermano non si fermerà qui. Bene, c'è un'ultima notizia arrivata in questo momento che riguarda una lettera di minacce di morte all'indirizzo del presidente della regione siciliana Renato Schifani, che è stata consegnata nell'abitazione del governatore a Palermo. Nella missiva, secondo quanto si apprende, si fa riferimento ai 2 termovalorizzatori che la Giunta intenderà realizzare nell'isola per affrontare il problema dei rifiuti.
La missiva è stata ritrovata dalla scorta del presidente della regione. L'episodio risale ad alcune settimane fa e si aggiunge a un altro più recente, una telefonata fatta da ignoti presso un'utenza di Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione siciliana, con voce camuffata e minacce che fanno riferimento questa volta all'approvazione della legge anticrack. Sui due episodi sta indagando la procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. Sulle vicende da Palazzo d'Orleans è arrivato al momento un no comment. E c'è anche un agrigentino originario di Canicattì indagato nell'operazione Millennium fatta dai carabinieri di Reggio Calabria, il nostro servizio. Anche un agrigentino tra le 97 persone raggiunte dalla misura cautelare nella max operazione dei carabinieri fatta a Reggio Calabria, coordinata dalla DDA, che ha colpito alcune tra le più importanti cosche di 'ndrangheta, i cui sodali sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa e finalizzata al traffico anche internazionale di droga, detenzione e spaccio, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, scambio elettorale politico-mafioso e detenzione di porto d'armi. Tra i destinatari dell'ordinanza c'è il canicattinese Salvatore Carlino, 34 anni, finito in carcere a Petrusa. Carlino era già ai domiciliari per un'altra vicenda giudiziaria e lo stesso è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nello specifico l'avere acquistato quasi 3 kg di cocaina da uno dei promotori della presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. I fatti contestati risalgono al 2021. Tra le principali accuse contestate dalla DDA di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Lombardo, vi è quella di aver gestito in regime di monopolio il traffico di stupefacenti attraverso una struttura stabile e ben organizzata, frutto di alleanze tra le cosche della provincia. Sovraordinata alle singole articolazioni e a questa complementare, l'operazione denominata Millennium è stata eseguita a Reggio Calabria, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Nuoro, Bologna, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Roma, Rimini, Verona, Agrigento e Torino, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Nel corso dell'operazione è stato anche eseguito il sequestro preventivo di 2 società attive nel campo della ristorazione e dell'edilizia, ritenuti riconducibili agli indagati e utilizzati per favorire le attività illecite dell'associazione. 22 arresti per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia di Palermo ha eseguito questa notte 2 ordinanze di custodia cautelare con cui il GIP ha disposto il carcere per 17 indagati ai domiciliari. Per i restanti 5 che avrebbero fatto parte di 2 organizzazioni criminali che si sarebbero occupate dell'importazione in Sicilia di hashish e cocaina. Tra le principali piazze, quelle di Ballarò, Brancaccio e Villaggio Santa Rosalia, dove c'erano le basi dei grossisti che rifornivano anche le province di Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento. Alla base delle operazioni denominate Corli e Murales. Le indagini condotte dagli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, che hanno scoperto l'esistenza di 2 bande capaci di acquistare e smerciare grossi quantitativi di sostanze stupefacenti anche nei periodi in cui le stesse, spiegano dalla questura, scarseggiavano del territorio palermitano anche grazie all'operosità di trafficanti di punta. Tra i principali indagati un uomo che, costretto ai domiciliari, avrebbe trasformato la sua abitazione in uno dei punti di riferimento per molti trafficanti della Sicilia occidentale, occupandosi della promozione dell'associazione in cui era inserito, ricostruiscono ancora dalla questura, e procacciando sostanza stupefacente fuori dall'isola e occupandosi del mantenimento dei contatti con gli acquirenti anche nelle altre province, nonché della gestione diretta delle trattative preliminari alle cessioni di ingenti quantitativi, ponendosi a capo degli altri affiliati ai quali assegnava mansioni e compiti precisi. Il secondo gruppo criminale di dimensioni più ridotte era una costola della prima, da cui poi si sarebbe affrancato per operare autonomamente,
attraverso un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina a Napoli. La piccola cellula criminale in esame, ricevuto lo stupefacente dalla Campania curava il rifornimento dei grossisti di alcune piazze di spaccio palermitane e della provincia. Nel corso dell'attività sono stati scovati e sequestrati circa 54 kg di hashish, 13,3 di cocaina, nonché 56.000 euro in contanti. L'indagine ha permesso di individuare a Brancaccio 2 grossi depositi di cocaina. All'interno di uno di questi gli investigatori hanno rinvenuto numerose munizioni. Anche il secondo sodalizio, concludono, della questura era caratterizzato da un articolato assetto interno con suddivisione di compiti tra gli affiliati, ciascuno dei quali ricopriva un preciso ruolo, dai pusher alle figure apicali. Oltremodo importante era il sistema di comunicazione adottato. Gli appartenenti al sodalizio effettuavano fra loro videochiamate attraverso note applicazioni social, in diversi casi, evitando ogni scambio verbale e utilizzando gesti convenzionali e movenze del corpo. Presente oggi ad Agrigento, presso il Teatro Pirandello, l'ex magistrato Piero Grasso, che ha incontrato gli studenti del Liceo Classico Empedocle e dell'Istituto Esseneto per un progetto di lettura che riguarda i 2 libri Paolo Borsellino, Parla ai ragazzi e Scintille per la scuola. Un incontro organizzato dal Liceo Classico e Musicale Empedocle con il presidente Grasso. Sì, un incontro con l'autore, ma in realtà è molto di più. Sicuramente sarà un incontro di educazione civica. Come sono preparati a questo momento i ragazzi e cosa vi attendete voi del Liceo Classico da questo evento? Sì, intanto ha detto bene perché è un incontro con l'autore, ma un autore veramente con la A maiuscola, il procuratore Grasso, che è stato anche presidente del Senato, nonché presidente supplente della Repubblica Italiana, un episodio che forse pochi ricordano. Avrà oggi il compito di dialogare con i nostri ragazzi, ma non solo, dialogare su temi ovviamente inerenti alla legalità, per la sua esperienza personale e diretta con la squadra del dottore Falcone e del dottore Borsellino, il famoso pool antimafia, ma avrà anche modo di confrontarsi con ragazzi un po' più piccoli, perché oggi questo progetto di incontro con l'autore è anche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Esseneto, quindi i grandi e i piccoli che si incontrano attorno ad un tema che è di stretta attualità e anche di stretta rilevanza per la crescita personale e sociale, perché come ha detto bene lei si parla di educazione civica, di comportamenti, di una mentalità che deve essere alla base del vivere civile, che è quella di estrenua lotta alla mafia e a tutti i comportamenti correlati ad essa. Vuoi anche le raccomandazioni, vuoi il clientelismo, vuoi i piccoli favoritismi, tutto quello che può dal piccolo al grande inficiare invece un corretto comportamento. Quindi ben venga questa bellissima giornata, ci aspettiamo molto e i nostri ragazzi saranno sicuramente in grado di cogliere l'opportunità, perché parliamo sempre di opportunità che il Liceo Classico offre al territorio, oltre che ai propri studenti. Siamo alla vigilia di una giornata, il 23 maggio, che è tragica perché ricordiamo la strage di Capaci. Ecco, cosa può dire oggi un insegnante agli studenti, a questi studenti che forse non hanno neppure non ricordano bene, non erano nati. Cosa potrebbe dire oggi un insegnante a loro perché arrivi un forte messaggio contro la mafia? Sì, allora io ricordo che nel 92 frequentavo appunto il Liceo Classico Empedocle, ero all'ultimo anno, quindi per noi fu proprio un trauma. Un trauma perché il giudice Falcone era anche un simbolo, non era soltanto un magistrato come tutti gli altri. E poi 57 giorni dopo il giudice Borsellino, quindi diciamo che abbiamo vissuto una stagione veramente pesante, quella delle stragi, e siamo cresciuti con questo forte senso di repulsione, di odio verso questo tipo di mentalità. Per i nostri ragazzi forse è un po' diverso, quindi sta a noi adulti, a noi educatori cercare di trasmettere questo messaggio, perché la mafia oggi è cambiata, non è più la mafia delle stragi, sembrerebbe, ma esiste ancora, quindi è opportuno che tutti coltivino questi sentimenti, dicevo poco fa, dal partire dal piccolo, dalla cosa piccola a quella che può essere la cosa più grande. Grazie. Allora.
Intanto venire ad Agrigento è sempre un piacere e poi quest'anno con la città della cultura è veramente un evento, diciamo, venire qua. E poi incontrare i ragazzi, cercare di infondere speranza per il futuro migliore per loro e per il nostro paese. Che cosa dirai ai ragazzi? Saranno loro a fare le domande perché sono state veramente ben preparate da docenti sulla base di libri che abbiamo scritto e quindi su queste noi cercheremo di soddisfare le loro curiosità, tutte le loro domande, perché i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati soprattutto. C'è un messaggio che le sta a cuore, qualcosa che vuole dire ai giovani oggi? Di avere speranza nel futuro e di non farsi abbattere dalle avversità della vita, che sono tante. Grazie. Presentata oggi ad Agrigento l'Associazione Nazionale Donatori Nati, che ha come finalità quella di far donare sangue agli agenti della Polizia di Stato. Vediamo le interviste al questore e agli altri protagonisti. Presentata oggi ad Agrigento l'Associazione Nazionale Donatori Nati, che ha come finalità quella di far donare sangue per salvare le vite umane, costituita dalla Polizia di Stato nazionale con la finalità di incentivare gli agenti della Polizia di Stato alla donazione. Presente oggi all'evento il questore Tommaso Palumbo, il presidente nazionale dell'Associazione Donatori Claudio Saltari. L'evento è stato fatto in collaborazione con l'ADAS di Agrigento dal presidente Antonio Marotta, che sta mettendo a disposizione le strutture logistiche necessarie per donare il sangue. Il significato è promuovere la cultura del donare. Donare il sangue sicuramente è una delle espressioni più alte della cultura del donare, perché donare il sangue vuol dire dare l'opportunità di salvare vite umane. E donare è qualcosa che è connaturato alla natura stessa dei poliziotti, ecco perché nonostante l'esistenza di molte associazioni che sono aperte ai cittadini, che si occupano di promuovere e di effettuare donazioni di sangue, noi della Polizia di Stato abbiamo sentito il bisogno di fare un'associazione nostra, l'Associazione Donatori Nati, con la quale contribuiamo a questo grandissimo e importante gesto che può salvare veramente tantissime vite umane, e lo fa ogni giorno, lo fa nei momenti e nelle occasioni più diverse, da interventi per incidenti stradali a anche interventi chirurgici programmati. La necessità del sangue purtroppo è una necessità endemica di ogni giorno e noi ci siamo fatti carico, assieme anche agli altri cittadini, di poter in qualche modo contribuire ad eliminare questa emergenza. Ma intanto siamo oggi qui ad Agrigento, l'estate si avvicina e quindi i donatori nati della Polizia di Stato intendono sensibilizzare tutti i cittadini, partendo con l'esempio delle nostre colleghe e colleghi, sull'importanza della donazione del sangue, appunto soprattutto nel periodo estivo. Evidentemente il nostro target sono i giovani, per assicurare un ricambio generazionale che al momento purtroppo non c'è, e cosa che potrebbe in futuro ovviamente mettere in pericolo il funzionamento del nostro sistema sanitario nazionale. E quindi un'attività di cultura del dono insieme tra la gente. Evento legato anche alla legalità, al ricordo delle vittime della mafia. Assolutamente sì, domani abbiamo questa ricorrenza tragica che però è diventata, come dire, anche un riscatto, no? delle anime, dello spirito della legalità. Noi come donatori nati sosteniamo che la solidarietà è propedeutica alla legalità. Un giovane che assume la responsabilità di donare sangue periodicamente significa tenerlo automaticamente lontano da stili di vita disinvolti, abuso di alcol, abuso di sostanze stupefacenti. Allora, il significato di questa iniziativa, diciamo che l'importanza è la raccolta del sangue, cercare di sensibilizzare più gente possibile ad avvicinarsi a questa realtà. Una realtà che oggi come oggi, diciamo, è importante sia per le persone sofferenti, per le persone che soffrono di gravi anemie, pensiamo ai talassemici, pensiamo dove viene utilizzato
utilizzato il sangue in ospedale, che gran parte, molte persone ricorrono in ospedale quando c'è un malore o quando c'è un incidente, e quindi il sangue che è la base di tutto. Diciamo che il sangue è il simbolo della vita. Quindi questa è un'iniziativa importante, perché in pratica donatori nati stanno organizzando in tutta Italia questo evento riferito alla strage di Capaci, che sono morti 2 giudici importanti e gli agenti della scorta. Diciamo che qua oggi siamo 3 associazioni che stiamo collaborando, che è Donatori Nati, la VIMAC e l'ADAS. L'ADAS che stamattina sta mettendo a disposizione un'autoemoteca, il personale sanitario, ausiliario e tutto il materiale che necessita per questa iniziativa. Il sangue che viene raccolto viene portato in ospedale, lavorato e poi messo a disposizione per tutte le persone che soffrono di grave anemia. In pratica sono gli emobisognosi. Gestione appalti, entra nel vivo il progetto Piccoli. Oggi l'incontro a Montevago con gli amministratori dei comuni interessati, che sono per l'appunto Montevago, Gibellina, Santa Ninfa, Caltabellotta. È presente l'esperto territoriale dell'ANCI, Filippo Dolce, del progetto Piccoli. Le interviste. Abbiamo intanto aderito al progetto in collaborazione con l'ANCI e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'obiettivo è aiutare i piccoli comuni, e qui siamo diversi oggi, nell'iter da seguire per gli appalti pubblici nello specifico, e quindi si verrà a costituire una community dove ognuno potrà esternare le proprie perplessità, le difficoltà, aiuti di vario genere a supporto in questo caso degli uffici tecnici. L'obiettivo è quello di rendere più snello possibile il lavoro e nello stesso tempo accelerare i tempi. Sarà un esperimento per tutti, partecipano i comuni di Salaparuta, Santa Ninfa, Gibellina, Contessa, Caltabellotta e Vita. Comincia in qualche maniera questo percorso che da un lato mette in rete questi piccoli comuni e dall'altro lato questi piccoli comuni entrano in una rete più grande che è costituita appunto da ANCI nazionale a supporto per qualsiasi cosa e con il patrocinio della funzione pubblica. Il progetto Piccoli è un progetto di rafforzamento amministrativo che poggia su 3 linee, quello della formazione, la possibilità attraverso una piattaforma ad hoc pensata dall'ANCI di costituire una community professionale fra tutti i funzionari pubblici sulle tematiche di rispettivo interesse, e poi prevede anche un intervento di affiancamento consulenziale, che è quello che ci impegnerà oggi, in cui sostanzialmente un team di esperti, in questo caso nella materia, nell'ambito degli appalti, sarà a disposizione dei comuni, in questo caso dell'aggregazione di comuni con capofila e comune di Montevago, per raccogliere quelle che possono essere le esigenze di approfondimento oppure di rafforzamento in tema di appalti, e avviare sulla base di queste esigenze poi un lavoro che prevede anche l'elaborazione di alcuni strumenti, di alcuni output che saranno oggetto di confronto con i funzionari stessi, fra i funzionari e gli esperti. ANCI garantisce tramite questo progetto un team di esperti, sono 5, sono Carlo Pisciotta, Luciano Montalbano, Ivana Sicurelli, Mariangela Russo e Andrea Rapisarda, che sostanzialmente accompagneranno questi comuni nell'affiancamento pratico dell'ambito appalti. Cosa daremo e cosa stiamo facendo oggi a Montevago? Oggi avviamo il progetto, restituiamo tutti questi ragionamenti che sto facendo a tutti i dipendenti, a tutti i comuni, e sostanzialmente li supporteremo in che cosa? Nella regolamentazione, ad esempio, nel regolamento degli affidamenti sotto soglia, nel regolamento degli incentivi tecnici, nella digitalizzazione dei processi degli appalti, nell'affiancamento proprio pratico alla risoluzione di problemi. Come vedete si tratta di un progetto che ha effetti pratici, non sono parole, non sono belle parole, perché appunto c'è il contatto fisico che avviene oggi sostanzialmente col progetto, e poi l'ANCI accompagna questo processo proprio da un punto di vista pratico con l'affiancamento dei migliori esperti nazionali nell'ambito degli appalti.
Poca acqua nel lago Arancio. I sindaci del comprensorio liberese in audizione presso la Commissione Attività Produttive all'Ars chiedono interventi urgenti in vista della stagione estiva. Il nostro servizio. Sono gravi le carenze idriche nel lago Arancio, l'invaso fondamentale per le coltivazioni dei produttori agricoli agrigentini del comprensorio, e i sindaci dei comuni di Sambuca di Sicilia, Menfi e Sciacca, durante l'audizione avvenuta davanti alla Commissione parlamentare delle attività produttive all'Assemblea regionale siciliana, presieduta dal parlamentare Gasparo Vitrano, hanno chiesto interventi urgenti per risolvere il problema. Il lago Arancio al momento dispone di appena 8 milioni di metri cubi di acqua, poco più della metà di quella di un anno fa, una disponibilità lontana dal poter soddisfare il fabbisogno delle campagne della zona. I primi cittadini, ma anche rappresentanti delle organizzazioni professionali presenti all'audizione all'Ars, hanno chiesto all'organismo parlamentare di intervenire presso il governo della regione per richiedere la sospensione dei ruoli di pagamento dell'acqua della bonifica in considerazione della siccità e della grave crisi che ne è conseguita per l'intero comparto. È stata inoltre rappresentata l'esigenza di una progettazione a medio termine attraverso un sistema di sollevamento per adduzione per provare a recuperare quanta più acqua sia possibile dai fiumi Belice e Carboi che al momento si disperde in mare. I produttori agricoli della zona hanno chiesto anche l'approvazione del progetto illustrato un anno fa dal Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale per il riuso a scopi irrigui delle acque depurate dell'impianto di depurazione di Sciacca. Una madre di 77 anni dona il rene alla figlia. Si tratta di un caso eccezionale poiché la donatrice è tra le più anziane in Italia. Il servizio dei colleghi di Palermo. È stato eseguito con successo un trapianto da donatore vivente in cui una madre di 77 anni ha donato un rene alla propria figlia affetta da insufficienza renale. Si tratta di un caso eccezionale poiché la donatrice è tra le più anziane in Italia ad aver effettuato una donazione da vivente. L'intervento è stato eseguito ad Ismet, la struttura a Palermo, dalla partnership fra la regione siciliana e il centro medico di Pittsburgh. Ho potuto fare questa donazione a mia figlia perché il mio corpo, il mio fisico non ha problemi particolari, nel senso che anche avendo avuto nel 2014 un tumore al seno che è andato tutto perfettamente, e perciò ho potuto fare questa cosa meravigliosa di alleviare le sofferenze a mia figlia. Io ero in lista di attesa per la donazione di rene da cadavere già da novembre. Speravo che mi arrivasse prima la chiamata. Nel frattempo mia mamma si era offerta per la donazione. Ora sono più libera, sto meglio. La signora Teresa è stata sottoposta a una serie di esami di screening preliminari, soprattutto sull'aspetto cardiovascolare, essendo una donatrice di avanti di età. Lo screening è stato sicuramente più approfondito ancora, ma il decorso post-operatorio è stato lineare. Devo dirvi la verità che anche rispetto a donatori più giovani in prima giornata si è alzata, non ha avuto un post-operatorio complesso, l'abbiamo dimessa in tempi molto brevi e quindi questo conferma che non conta l'età anagrafica, come tutti noi medici sappiamo, ma conta l'età biologica. La donazione è un'opportunità per dare una seconda chance al ricevente, è un'opportunità per il donatore di poter avere un ruolo importante, ancora più importante nella vita del ricevente, nella vita di tutta la famiglia. Il gesto chirurgico che prevede il prelievo di rene dal donatore sopra i 75 anni è identico a quello di donatori sotto i 75 anni. La cautela, la cura, la precisione che contraddistingue questo gesto è identica e l'attenzione che si mostra nel post-operatorio di questi pazienti può essere soltanto più incentivata, perché sono donatori che spesso conoscono ancora meglio di altri il loro corpo e sanno come gestire le performance fisiche e riabilitative. Linea alla regia per la pubblicità.
La Via degli Aromi è il titolo del progetto itinerante che prenderà il via nel pomeriggio di oggi ad Agrigento al giardino Villa Genuardi. Ne sentiamo di più in questo servizio. La Via degli Aromi è il titolo del progetto itinerante che prenderà il via nel pomeriggio di oggi ad Agrigento al giardino di Villa Genuardi. L'evento, dal titolo Il potere delle piante, erbe aromatiche nella cosmesi naturale, vedrà l'intervento di Antonella Maggio, esperta di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, moderato dal medicartista Salvatore Nocera Bracco. Seguirà una passeggiata tra gli aromi, un laboratorio di cosmesi naturale, la degustazione di aromi, pane condito e biscotti della tradizione locale. Al primo interessante appuntamento seguirà anche un itinerario esperienziale da maggio a settembre tra scienza, arte, aromaterapia e valorizzazione del patrimonio vegetale con il contributo di esperti alla scoperta di luoghi suggestivi nel cuore della città dei templi, come il Giardino Botanico il 19 giugno, Casa Diodoros il 17 luglio, il Giardino della Curia il 28 agosto. La manifestazione si concluderà il 18 settembre all'ex ristorante Il Casello, sul quale terreno, fanno sapere gli organizzatori, nascerà appunto la Via degli Aromi. La Via degli Aromi è un progetto che si inserisce nel contesto di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Siciliana, Comune di Agrigento, Parco Archeologico Valle dei Templi, Libero Consorzio Comunale, Mutia, Unipa, Associazione Saieva Ollus. Ferma condanna del testo di legge in discussione all'ARS che permette l'assunzione di medici non obiettori di coscienza da parte di diverse associazioni siciliane. I responsabili regionali delle associazioni Alleanza Cattolica, Centro Studi Rosario Livatino, Titolo sui tetti, Pubblica Agenda Sussidiaria e Condivisa, Feder Vita Sicilia, Fondazione Siloe, Forum delle Associazioni Familiari, l'Istituto per la Famiglia Outside, Milizia dell'Immacolata di Sicilia, Società Domani, Unione Giuristi Cattolici Italiani, attraverso un documento affermano come sia da condannare fermamente il testo di legge in fase di approvazione presso l'Assemblea regionale siciliana nella parte che prevede la realizzazione di aree ospedaliere dedicate alla pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza e l'assunzione di personale medico dichiaratamente non obiettore di coscienza. Tale norma risulta inaccettabile per i seguenti motivi: innanzitutto imponendo una discriminazione nei confronti del personale sanitario obiettore, comprime gravemente la libertà di pensiero e di coscienza tutelata dalla Costituzione, entrando in conflitto con i principi sanciti dalla giurisprudenza consolidata, sia di merito che costituzionale. Inoltre introdurrebbe corsie preferenziali nei concorsi pubblici non basate sul merito, bensì su un criterio puramente ideologico, ossia l'adesione o meno all'obiezione di coscienza. Altro elemento da non trascurare per le associazioni che abbiamo già elencato è che in Sicilia si registra un drammatico calo delle nascite. Nel solo 2024 si è verificata una diminuzione del 5,3% rispetto all'anno precedente. A questo dato si assomma l'elevato tasso di immigrazione giovanile che contribuisce all'invecchiamento della popolazione. In questo contesto sarebbe auspicabile, affermano le associazioni sopradette, che le istituzioni regionali destinassero risorse economiche e sforzi programmatici per promuovere la natalità, rimuovendo, come peraltro previsto dalla legge 194/78, gli ostacoli economici e sociali che rappresentano ancora oggi la principale causa dell'interruzione volontaria di gravidanza. Invece di pensare alla creazione di spazi dedicati esclusivamente all'aborto, è prioritario, continuano le associazioni, potenziare i consultori familiari che in Sicilia soffrono di gravi carenze strutturali e di personale, favorendo l'integrazione nelle case delle comunità di prossima istituzione. Si punti a istituire anche negli ospedali sportelli informativi di ascolto affinché ogni donna sia resa consapevole dei numerosi strumenti legislativi che oggi permettono di portare a termine la gravidanza
gravidanza anche in anonimato qualora lo si desideri. Per tutte queste ragioni e preannunciando ogni azione utile e necessaria a contrastare l'approvazione di una norma che riteniamo ingiusta e incostituzionale, chiediamo, concludono le associazioni, con forza che il legislatore regionale faccia un passo indietro e scelga di impegnarsi concretamente per promuovere e sostenere la natalità invece di ostacolarla. Non chiedeteci silenzio, questo è il tema della conferenza stampa pubblica avvenuta in Piazza Verdi a Palermo per dare informazioni sul corteo della Resistenza che si terrà domani 23 maggio dalle ore 15 in poi. I colleghi di Palermo. Noi vogliamo innanzitutto creare un'alternativa alla passerella politica che ogni anno vediamo sotto l'albero Falcone. Vogliamo ribadire una lotta antimafia che sia intersezionale, un'antimafia intersezionale. Vogliamo un'antimafia che ribadisca la libertà dei lavoratori, degli studenti, dei cittadini, nel garantire a tutti le stesse condizioni di partenza e gli stessi diritti. Di fatto di questo si tratta. Noi come CGIL, come coordinamento giovani CGIL Palermo, vogliamo garantire quella che è la libertà dei lavoratori, di non subire la precarietà. Di fatto nella precarietà si va a sviluppare quello che è il sistema mafioso. Il corteo partirà alle 15 da Piazza Verdi e percorreremo via Roma, via Libertà fino ad arrivare nei pressi dell'albero Falcone. E appunto io ci tengo a ribadire che questo è un corteo partito da una piattaforma giovanile studentesca, ok? Quindi siamo tutti i giovani che abbiamo promosso questo corteo e l'abbiamo aperto a tutte le realtà e le associazioni, i sindacati di Palermo, quindi ci sono state più di oltre 40 adesioni. Sono temi che ribadiscono, che attualizzano la memoria di Giovanni Falcone con tutte le riforme che si stanno facendo oggi e che si sono fatte negli scorsi anni, che stanno smantellando la legislazione antimafia ideata e voluta da Giovanni Falcone, come appunto la legislazione sui collaboratori di giustizia. Vogliamo pretendere giustizia e piena verità sulla strage di Capaci, perché ancora ci sono tantissime ombre e non vogliamo silenzio su questo. Per questo noi vogliamo fare rumore, perché ancora non abbiamo una piena verità sulla strage di Capaci. Ad Alcamo un motorraduno e raccolta fondi per il reparto di oncoematologia dell'ospedale di Castelvetrano. I colleghi di Trapani. Buongiorno! 1.500 per l'acquisto di beni in favore dei pazienti oncoematologici. La presente donazione è dettata da puro spirito di liberalità. Un applauso! Associazione Il Golfo TV, insieme alla fratellanza. Una bellissima manifestazione che ci ha sorpreso favorevolmente. Ringraziamo tutti per la solidarietà che state esprimendo nei confronti di questo reparto dell'ospedale di Castelvetrano. Per questo motoraduno 20-25 ad Alcamo. Siamo nati nel 99, però sulla nostra associazione siamo 56 membri. Oggi abbiamo superato i 150 iscritti e almeno saremo un 300 moto, almeno. 300 moto che significa che considera una media di 2 persone a moto, ci saranno 600 persone. Avete avuto un gesto alto, nobile, perché noi pensiamo tutti che i malati non siamo a carriera mai, però ci accorgiamo che esistono gli ospedali quando usciamo a finire. Per una scelta nostra del direttivo abbiamo deciso di lavorare tantissimo con il sociale. Prima di questa manifestazione per Pasqua abbiamo dato 100 uova di Pasqua a delle comunità Altavilla e Casteldaccia. La stessa cosa si ripete oggi qua. Il 15 giugno saremo all'interno dell'aeroporto dell'Aeronautica a Palermo, a Bocca di Falco, insieme alle nostre forze armate, dove doneremo un giro in Harley all'interno dell'aeroporto e delle foto con i mezzi militari. Regalare un sorriso a 20 bambini, reparto oncologico del civico, che per fortuna oggi hanno smesso di fare la chemio. Ringraziamo tutti gli sponsor che sono stati sensibili a questa giornata particolare, perché è una giornata di festa ma è anche una giornata di sensibilità. Grazie soprattutto al vostro supporto, questo sostegno al reparto di oncoematologia dell'ospedale di Castelvetrano. Sono Margherita Asta del gruppo Milotta, sono contenta di essere qua e partecipare a questa bellissima
manifestazione col nostro piccolo contributo di solidarietà, tutto quello che è essere presenti in una situazione come questa. Quando le passioni degli esseri umani riescono pure a fare in modo di regalare anche solidarietà e a pensare per il prossimo è meraviglioso. Questa sinergia che c'è fra gente che ama i motori, che si spende per il prossimo con gli ospedali, rendere la vita migliore a chi sta male, di essere orgogliosi per il comune di Alcamo. Medici dell'ematologia di Castelvetrano e intanto ringrazio tutti per questo pensiero che useremo per alcuni beni del nostro reparto che ci aiutano nell'attività di tutti i giorni e nel curare i nostri pazienti e aiutare le loro famiglie. Mi hanno chiamato dall'associazione Il Golfo e io come ogni volta ho voluto presenziare perché è una giornata doppia, non solo di divertimento, non solo di moto, passioni e tutto quello che stiamo vedendo dalle tue immagini, ma è soprattutto una giornata di solidarietà perché il ricavato delle iscrizioni, il contributo degli sponsor danno la possibilità all'ospedale di Castelvetrano di avere veramente un supporto, poter comprare quello che serve vista la sanità che purtroppo ci ritroviamo, quindi se non ci aiutiamo noi gli uni con gli altri, ma chi lo deve fare? Quindi quando Annalisa Gugino mi ha contattato io subito ho detto sì. Sono la dottoressa Chiara Russa dell'ematologia di Castelvetrano. Lo sport per la salute è sicuramente importantissimo, soprattutto per i nostri pazienti che hanno necessità sia di portare avanti una vita nel miglior benessere possibile, sia al tempo stesso come distrazione dal pensiero di quelle che sono le patologie che devono affrontare. E si svolgerà domani 23 maggio presso la sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio dell'ospedale di Agrigento la giornata 24esima dell'iniziativa sul Sentiero della Vita. Nel corso del convegno medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori sociosanitari, logopedisti, assistenti spirituali, associazioni varie di volontariato, scrittori ed esperti si alterneranno per raccontare esperienze, pensieri e pratiche di cura che accompagnano la persona lungo tutto il suo viaggio nel corpo, nella mente e nell'anima. È un'occasione per ritrovare il valore del prendersi cura, per celebrare la vita in ogni sua fase, per riconoscere nel sollievo una responsabilità e una missione condivisa. Il volto di Giorgio Boris veleggerà spargendo semi di legalità. I colleghi di Trapani. L'evento si svolgerà presso il piazzale nuovo del porto di Castellammare che vedete alle mie spalle, dove verrà realizzato un grande stand che accoglierà circa 200 alunni delle scuole del nostro territorio, Alcamo, Castellammare, personalità, saranno presenti anche i familiari del dottor Giuliano. Stiamo ormai definendo le ultime battute organizzative. L'imbarcazione partirà subito dopo la volta di Palermo, dove parteciperà alla regata della legalità in occasione della commemorazione della strage di Capaci. Dedichiamo una bella giornata di legalità, una bella giornata di mare a un eroe della quotidianità nella lotta alla mafia degli anni 70-80, una barca sottratta proprio alla malavita organizzata, riassemblata e manutenuta dalla Lega Navale e adesso pronta ad assolvere le azioni istituzionali della Lega Navale, ovvero l'avvicinamento al mare per tutti, dei più disagiati, dei più deboli,
la formazione nautica. L'organizzazione è stata molto complessa e direi molto faticosa per quanto stiamo mettendo a regime. Questo evento rientra in un più ampio progetto che la nostra Presidenza nazionale, l'ammiraglio Marzano, ha voluto dedicare. Tutte e 25 circa imbarcazioni che sono state assegnate alle varie sezioni della Lega Navale alla memoria di personalità e di eroi uccisi dalla mafia. Per simboleggiare questa rinascita parteciperanno alle varie iniziative, alle varie attività sociali, portando dietro l'immagine e il nome di questi eroi. Il messaggio sarà potente, come a dire: da un fatto criminale cruento rinasce la barca a nuova vita. La diffusione del ricordo dei valori che Boris Giuliano portava avanti con il suo lavoro quotidiano, che lo ha portato all'estremo sacrificio per servire fino in fondo il suo paese. Quindi un onore per noi ricordare questa persona. Tutte le attività che si faranno saranno sotto l'ala protettrice della memoria di questi personaggi. Sono stati invitati le istituzioni a tutti i livelli, avremo la presenza dell'Associazione Nazionale Magistrati, ci sarà un parterre di invitati di grande prestigio a simboleggiare la valenza forte e grande. L'evento è aperto a tutti i cittadini, a tutti i nostri soci che vorranno intervenire, emozionante perché vedremo salire sulla randa, sulla vela di questa barca l'immagine del dottor Giuliano, di questo eroe ucciso dalla mafia, alla presenza di tutti questi ragazzi a cui realmente e veramente è dedicato questo evento di sensibilizzazione alla legalità. Vento in poppa a questa barca che porterà in giro per il mare i valori proprio della legalità. Comuni montani, 3,6 milioni di euro per 73 progetti di manutenzione dei corsi d'acqua. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Stanziati 3,6 milioni di euro per finanziare 73 progetti in altrettanti territori comunali della Sicilia destinati alla manutenzione dei corsi d'acqua e al monitoraggio di opere già realizzate nei comuni montani. È questo il contenuto del decreto pubblicato dall'Autorità di Bacino della Presidenza della Regione, che sfrutta le risorse ministeriali contenute nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli anni 2022 e 2023. Poco più di 16 milioni di euro destinati alla Sicilia per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della montagna. Grazie alle risorse impegnate adesso, i comuni siciliani beneficiari del finanziamento potranno, tra le altre cose, provvedere alla manutenzione dei corsi d'acqua a monte dei centri abitati, o a valle se intersecano luoghi considerati strategici, avviare la pulizia dei canaloni ed effettuare il monitoraggio di opere già realizzate sulle quali non è stata eseguita la manutenzione. Otterranno i soldi tutti quei comuni che hanno risposto al bando emanato dall'Autorità di Bacino nei mesi scorsi, presentando progetti meritevoli di intervento. Esclusi, invece, i progetti che non sono stati ritenuti in linea con le finalità indicate dal bando e le istanze con carenze documentali. L'Autorità di Bacino adesso stipulerà una convenzione con gli enti locali che diventano soggetti attuatori, beneficeranno del decreto di impegno delle somme e dovranno concludere gli interventi entro il mese di giugno 2026. L'Autorità, infine, effettuerà un controllo successivo per verificare l'utilizzo adeguato dei fondi. Bene, questo è tutto per il TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale digitale terrestre per chi ha la Smart TV 268, i programmi streaming sul sito tv-televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento all'edizione di domani.